Buonasera a tutti ragazzi, come già io avevo detto nella settimana scorsa che sicuramente si sarebbero abbassate di molto le temperature e stavolta sembra che abbiano quasi indovinato perché stamattina e oggi pomeriggio sta cadendo un sacco di neve, diciamo più o meno sulle Alpi e Prealpi, quindi fino a 1500 metri in Lombardia, nell'Alta Valtellina, un sacco di neve ragazzi a Livigno, con fiocchi davvero enormi, sul passo dello Stelvio. Diciamo che per le prossime ore ragazzi la situazione si concentrerà a nord, sulle Alpi centro-orientali, con nevicate oltre i 1500 metri. Nel pomeriggio e nella serata non lo so perché vedo se ci sta un aggiornamento. Per ora stavano sull'Oceano Atlantico, quindi non dicono nulla, almeno da ieri. Quindi ragazzi, anche su Alto Adige e Veneto la neve cadrà più o meno sui 1500 metri, quindi a Madonna di Campiglio, Canazei, Soda, Misurina, che queste sono poi ragazzi Trentino, Alto Adige e Bolzano, tanto per essere precisi. Poi ci sarà anche la neve sul Friuli Venezia Giulia, però ragazzi sempre a quote molto alte. Però già è clamoroso il fatto che stiamo ai primi di settembre e comunque già è arrivata quest'ondata di neve, seppur a quote molto alte, però è arrivata. In effetti Livigno già è pieno di neve, se andate sui media oppure su potete vedere che sono piene di neve, quindi già Madonna di Campiglio, di Vigno, stanno belli belli pieni di neve. Non è che ci sta, ma 40-50 centimetri ci sono. Questo è, diciamo, la situazione. Quindi il fatto del tracollo termico alla fine è stato vero, in effetti. Si era detto nella settimana scorsa che ci sarebbe stato un crollo di 12 gradi e secondo me c'è stato perché per arrivare a fare la neve il crollo è dovuto essere obbligatorio, se no come fa la neve? Va bene ragazzi, vi auguro una buona serata, faccio un aggiornamento per il fatto degli uragani che ho detto già ieri sera in video che non ci sono novità o perché non vogliono farci sapere, ma comunque non si trova più nulla. Parlano sempre delle Bahamas, degli Stati Uniti, in effetti però non stanno dicendo dove stanno diciamo questi due uragani, Dorian e Gabriele. Va bene ragazzi, ci sentiamo più tardi e vedremo se riusciamo a capire dove stanno veramente. Vi saluto e buonasera a tutti ragazzi.